Nel nord della Basilicata e nella zona della Capitanata in Puglia il pomodoro viene raccolto attraverso dinamiche, come sappiamo, di sfruttamento, caporalato, irregolarità contributive, non presenza di contratti di lavoro, 3,50 € per un cassone di 300 kg di pomodoro. Questa è la realtà in cui si produce, si raccoglie e si trasforma il pomodoro in una parte del sud Italia. Una realtà per combattere la quale, anziché affidarsi ai consueti piagnistei e vuoti appelli alla solidarietà, Giulia, Anita Bari e i suoi compagni hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona. Abbiamo lanciato un progetto che non è un progetto di solidarietà ma è un progetto di impresa che si chiama Funky Tomato e cerca, attraverso la creazione di posti di lavoro per lavoratori italiani e stranieri altrimenti occupati in queste condizioni, e attraverso la creazione di un prodotto di alta qualità biologico, di proporre appunto un pomodoro fuori dallo sfruttamento. Il nostro obiettivo, spiega Giulia, è dimostrare che è possibile produrre cibo di alta qualità che possa stare sul mercato pur rispettando tutte le regole. Cercando di togliere l'alibi della colpa a catena che si sviluppa in questo tipo di meccanismi. Il bracciante dà la colpa all'imprenditore, l'imprenditore dà la colpa alla distribuzione, la distribuzione dà la colpa al mercato. Noi con questo progetto di filiera cerchiamo di chiudere il cerchio e di dimostrare alle persone che queste cose si possono fare. I pomodori etici saranno protagonisti di un'iniziativa sabato pomeriggio a Mestre. Attraverso la partecipazione ad un aperitivo che verrà organizzato a Forte Marghera dalle 6 in poi, il fruitore avrà la possibilità non tanto di pagarsi un aperitivo quanto, attraverso la quota dell'aperitivo, già preacquistarsi le bottiglie di salsa che poi gli arriveranno a settembre-ottobre a trasformazione completata.